Primo sì all'aumento di stipendio per gli amministratori locali, ma c'è l'opposizione dei sindaci. Per condoni e permessi di costruire, il comune di Agrigento ha incassato circa 1,5 milioni nel terzo trimestre. Clamoroso all'Acragas, Pino Rigoli abbandona, al suo posto torna l'ex Lillo Bonfatto. Bentrovati da TVA Notizie. La Regione propone l'aumento di stipendio per gli amministratori locali, ma sono proprio loro ad opporsi e non sembra vero. Non sembra vero e invece è proprio così. Come riporta il Giornale di Sicilia di oggi, sono proprio loro, i sindaci, a bocciare la norma che prevede l'aumento di stipendio per gli amministratori locali. Una bella risposta, quella dei primi cittadini, che chiedono piuttosto che l'aumento degli stipendi l'assunzione di personale per fare andare avanti gli uffici. Una dimostrazione di responsabilità, una volta tanto, che bisogna sottolineare. Se vogliamo dirla tutta, la norma che ha già ricevuto il primo sì in Commissione è una norma indecente. Un plauso va ai sindaci siciliani, malgrado qualcuno di essi sicuramente avrà disapprovato la scelta dei colleghi. Ma serve responsabilità, tanta responsabilità e un grande senso del dovere nell'amministrare un comune. Sappiamo le criticità che affliggono città come Agrigento, dove un aumento di stipendio per gli amministratori locali sarebbe davvero un grande schiaffo alla decenza. E a proposito, non sappiamo se il primo cittadino della città dei Templi rientri tra i sindaci che si sono opposti alla norma. Il comune di Agrigento ha incassato nel terzo trimestre del 2024 circa 1,5 milioni di euro per i condoni edilizi e i permessi di costruire. Arturo Cantella. Nel terzo trimestre del 2024 il comune di Agrigento ha accertato incassi per oltre 1,4 milioni di euro derivanti dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruzione. Nello specifico 646.000 euro circa sono stati incassati dai condoni edilizi, mentre circa 778.000 euro dai permessi di costruzione. Si afferma l'ottimo risultato ottenuto dall'amministrazione Miccichè negli anni 21, 22 e 23, quanto dichiarato in un suo comunicato dall'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato. Dopo la pandemia il progetto di sanatoria ha dato nuovo slancio agli incassi relativi ai condoni edilizi che dal 2021 a oggi si sono stabilizzati su una media annua superiore al 1 milione di euro. Anche i permessi di costruzione hanno registrato una crescita significativa, superando il 1 milione di euro di incassi in un anno. Un risultato importante, ha sottolineato l'assessore del Principato, che è il frutto del lavoro svolto dai tecnici e dagli amministrativi del settore quinto del comune di Agrigento, pochi ma buoni, che con competenza e dedizione hanno garantito la continuità dei risultati fin dai primi anni di questa amministrazione. Nel 2024 l'apporto dei tecnici esterni ha inoltre contribuito al successo del progetto di sanatoria, portando a un aumento degli incassi. Siamo parzialmente soddisfatti dei dati, aggiunge l'assessore Principato, perché dimostrano che la macchina amministrativa funziona a pieno regime. In pochi credevamo in questo progetto, ma grazie all'impegno congiunto di uffici e professionisti esterni siamo riusciti a raggiungere questi risultati. Con questi incassi l'amministrazione comunale potrà continuare a programmare importanti interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali, sulle scuole, sulle strade, sui marciapiedi, sui cimiteri e le aree verdi. Sebbene le entrate non siano sufficienti a coprire le necessità della città, avere una fonte certa di introiti rappresenta un traguardo fondamentale che premia il lavoro e i sacrifici fatti per raggiungere questo obiettivo. Questo in conclusione quanto affermato dall'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato.
Il CPA di Agrigento ha una nuova dirigente, l'ha intervistata Arturo Cantella. Antonello Chilla, nuovo dirigente scolastica del CPA di Agrigento, un nuovo incarico e con quale spirito guiderà il CPA di Agrigento? Ricordiamo che già lei qualche anno fa era qui al CPA come docente. Sì, con grande gioia che ritorno in questa scuola in cui non soltanto sono stata docente, ma ho avuto l'onore di essere anche il vicario del preside Santino Lopresti. Ho lasciato questa scuola 5 anni fa da docente, ritorno da dirigente. Lo spirito è quello di essere innanzitutto contenta perché ritorno in una struttura che ho tanto amato. Mi è sempre piaciuto occuparmi di questo settore dell'educazione in cui ci occupiamo di gente che è profondamente motivata a colmare un gap formativo. Noi, lo sanno tutti, il CPIA si occupa di ragazzi extracomunitari o di autoctoni che non hanno conseguito il loro percorso, che non hanno concluso il loro percorso formativo. Quindi ritorno veramente con gioia trovando una struttura che ovviamente dopo 5 anni è migliorata tantissimo, sulla quale continueremo a fare ulteriori migliorie. Ricordiamo che sul CPI ha investito anche lo Stato con il PNRR, facciamo anche dei progetti che si chiamano FAMI piuttosto che degli Erasmus e così non facciamo altro che ampliare l'offerta formativa del CPIA. Faremo dei corsi di lingua inglese, dei corsi STEM, cerchiamo di ampliare il più possibile la rosa di progettualità che possano interessare non soltanto i nostri iscritti, ma anche agli iscritti di altri percorsi scolastici. Un GPA che cresce, abbiamo visto qualche giorno fa un nuovo punto di erogazione a Raffadali e non solo. Sì, effettivamente il CPA di Agrigento, che ha 8 sedi associate in tutta la provincia, poi le amplifica. Noi lavoriamo da Montevago a Licata, passando per Cammarata, Casteltermini, aggiungendo le 2 sedi delle case circondariali di Agrigento e di Sciacca, non negando il diritto allo studio a chiunque ne faccia richiesta. Ecco, diciamo, i progetti sono tanti e anche difficili da seguire. Che tipo di accoglienza ha avuto da parte dei suoi collaboratori, ma anche dei ragazzi? No, ovviamente erano quasi tutti i miei docenti, le persone che appunto ora non soltanto mi collaborano, ma sono proprio parte del mio staff personale. In questi giorni sto proprio facendo il giro delle sedi perché mi piace molto avere un contatto diretto con la mia utenza. È giusto che loro conoscano il dirigente della scuola a cui fanno riferimento. Ho notato ragazzi veramente pieni di voglia di imparare. Poi quest'anno sarà un caso, abbiamo un numero elevatissimo di iscritti e questo ci fa ovviamente impegnare ancora di più. Corsi mattutini e pomeridiani, per fare giusto un esempio, nella sede di Villa Seta, che è la nostra prima sede, la principale, diciamo, facciamo 5 corsi al mattino, 5 corsi al pomeriggio, sempre di primo livello di alfabetizzazione. Questo per indicarvi quanta gente si avvicina a noi e quanta gente ha voglia di imparare la lingua italiana. Ecco, un'ultima domanda: tra i vari progetti anche quelli di partenariato, protocolli d'intesa con altri istituti scolastici? Certo, abbiamo anche molti protocolli d'intesa con istituti scolastici ai quali possiamo garantire anche la possibilità di usufruire di nostri docenti per l'insegnamento della lingua italiana in scuole che tradizionalmente appunto lavorano nelle ore antimeridiane. Insomma, il CP è una scuola aperta, diciamo. Il CPIA non è una scuola aperta, ancora più che aperta. La nostra scuola si vuole ritagliare uno spazio sempre maggiore, non soltanto nella collaborazione con le altre scuole, ma soprattutto nella volontà di aiutare chi ha bisogno della lingua italiana. Il Codacons di Agrigento parla di spreco di denaro pubblico per il parcheggio di piazza Ugo La Malfa. Arturo Cantella.
Il Codacons di Agrigento, attraverso il suo responsabile, denuncia con forza l'ennesimo spreco di denaro pubblico ad Agrigento relativo alla realizzazione del parcheggio di interscambio di piazza Ugo La Malfa, un progetto che si sta trasformando in un clamoroso fallimento. Finanziato con un decreto della Regione Siciliana per un importo di oltre 475.000 euro, il progetto presentato nel 2019 doveva rappresentare una svolta per la mobilità cittadina e turistica. Tuttavia, a distanza di anni, la struttura non è ancora stata messa in funzione, come si vedono dalle immagini, e si prospetta un destino poco promettente. L'amministrazione comunale ha già deliberato l'intenzione di affidarne la gestione a un privato, segnalando un ulteriore passo verso il fallimento. Il progetto fu a suo tempo proposto dalla società Trasporti Tua come atto di mecenatismo, doveva facilitare il percorso dei turisti e il transito, permettendo di trasbordare dai bus turistici a mezzi di trasporto più piccoli per spostarsi in città. Tuttavia si è sempre rivelato di difficile utilità per una città come la nostra, che non dispone di un'organizzazione di trasporto pubblico adeguata a sostenere tale infrastruttura. Un investimento senza visione per il Codacons, ritenuto che questo parcheggio fosse una soluzione inutile per le reali necessità di Agrigento, una città che fatica a gestire i suoi servizi essenziali. L'idea di un punto di interscambio risulta superflua, soprattutto in considerazione dell'assenza di un vero piano strategico di mobilità urbana. La realtà dei fatti è che il parcheggio di interscambio non è mai stato messo in funzione e, come se non bastasse, l'amministrazione comunale ha già deliberato l'affidamento a un privato tramite una gara. La domanda per il Codacons sorge spontanea: a cosa serve affidare una struttura che nei fatti è destinata a rimanere vuota e inutilizzata? Si preannuncia un altro inutile investimento con il rischio di nuovi sprechi di risorse pubbliche senza alcun ritorno per la città. Denaro pubblico sperperato, come già avvenuto in passato con altri progetti, e questo per il Codacons è l'ennesimo esempio di come il denaro pubblico venga gestito in maniera inefficace ad Agrigento. Si spendono quasi 500.000 euro per un'infrastruttura che, anche se completata, rischia di non essere utilizzata in pieno, il tutto a spese dei cittadini che vedono i fondi destinati a opere poco utili, mentre la città continua a soffrire la mancanza di servizi essenziali. I cittadini di Agrigento, conclude il comunicato stampa del Codacons, meritano che il denaro pubblico sia utilizzato in modo trasparente e finalizzato a opere davvero utili e necessarie per il benessere della collettività. Ascoltiamo adesso Nino Lauretta sul convegno di studi Pirandelliano che stenta a tornare ad Agrigento. Arturo Cantella. Nino Lauretta, consigliere delegato del Centro Studi Nazionale Pirandelliano. Ecco, a che punto è il convegno Pirandelliano del 2024? Il 2024 è già da tempo pronto e si farà naturalmente, come abbiamo annunciato per tempo, a Palermo. Purtroppo cercando un ritorno ad Agrigento abbiamo cercato la sponda del sindaco, ma non è stato possibile ottenere nulla. Sappiamo che girano delle voci in città secondo le quali saremmo stati finanziati anche all'interno dei capitali della cultura, ma ciò è assolutamente falso. In effetti a maggio abbiamo avuto un incontro con il sindaco, la presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, la professoressa Gilda Pennica, direttrice, e me, e il sindaco ha preso in quella sede degli impegni e ha fatto delle promesse ed era previsto un possibile ritorno per il 2024 di una sola giornata propedeutica, un completo ritorno da Agrigento per il 2025 e poi il 2026, perché noi avevamo chiesto, in coerenza con quello che sostenevamo, di ritornare ad Agrigento ma avere un sostegno pluriennale. Il sindaco prende in quell'occasione dei precisi impegni, li disattende e ad agosto di quest'anno abbiamo fatto una lettera sollecita per sapere cosa avesse intenzione di fare. Nessuna risposta alla nostra lettera. Sappiamo che, ripeto, si dice in città che ci sia stato un finanziamento a favore del centro, ma noi siamo, non solo non c'è un finanziamento, ma siamo stati esclusi da Agrigento Capitale della Cultura 2025, per cui a giorni metteremo un comunicato stampa con le quali annunceremo le nostre decisioni per il 2025.
quindi tornando al convegno, come sarà strutturata? Sarà strutturata al solito su 5 giornate, perché su 4 giornate è la cosa eccezionale che i convegnisti, che saranno oltre 400, soggiorneranno per 5 notti a Palermo, con un ritorno anche economico notevolissimo, quindi non solo l'aspetto culturale, ma il nostro cavallo di battaglia è stato anche un ritorno economico sul territorio dove si svolge il convegno, che ahimè, non per nostra responsabilità, ma per responsabilità delle autorità locali, si svolgerà fuori anche quest'anno e probabilmente anche l'anno prossimo. Dico, nonostante le tante attività teatrali che voi fate e che avete fatto negli anni, non si riesce a coinvolgere Agrigento nei vostri programmi, una cosa insomma... No, stranamente ci sono inseriti in Agrigento Capitale della Cultura dei programmi pirandelliani, addirittura un convegno su Pirandello e Camilleri, ma non c'è stato spazio, non c'è stato verso di poter ritornare, sebbene noi lo abbiamo cercato con tutto il cuore. Per cui c'è questa chiusura preconcetta a questo punto del sindaco, perché sono passati 4 anni di silenzio, 4 anni di dineghi, e per cui siamo stati costretti a prendere le decisioni che abbiamo preso. Cronaca: evade dai domiciliari e spara nella piazza del paese. È successo nel Palermitano. Carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per evasione dai domiciliari e detenzione illegale di arma clandestina. L'uomo avrebbe violato la misura cautelare a cui era sottoposto, sparando dei colpi di arma da fuoco in una piazza di Trabbia. L'ordinanza di arresto con braccialetto elettronico è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura. Le indagini hanno così permesso di ricostruire i fatti avvenuti nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi. L'uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe appreso di una lite che coinvolgeva il fratello in piazza Trabbia e si sarebbe così recato sul posto con l'intento di farsi giustizia da solo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sparato contro alcune persone coinvolte nella faccenda, che sono però riuscite a fuggire prima che potesse essere troppo tardi. L'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo registra un caso a settimana di bambini intossicati da cannabinoidi, cocaina e altre droghe. L'ultimo episodio ha riguardato una bimba di 1 anno ricoverata d'urgenza per overdose da hashish. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate grazie al pronto intervento dei medici. A seguito di questi episodi è stato attivato un protocollo voluto dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, che prevede l'immediata segnalazione al magistrato di turno e l'avvio di indagini da parte della polizia giudiziaria. Si apre così un fascicolo a tutela dei minori coinvolti. La madre della bambina ricoverata ha dichiarato che la figlia avrebbe ingerito accidentalmente la sostanza trovata per strada, una versione ricorrente in questi casi ma che spesso non convince gli inquirenti. La procura minorile di Palermo ha registrato un aumento preoccupante di casi di bambini anche molto piccoli risultati positivi a cannabinoidi, cocaina, ma anche altre droghe. Siamo preoccupati per questi episodi che riscontriamo sempre più spesso, ha dichiarato la stessa procuratrice durante un recente incontro pubblico sul tema delle tossicodipendenze. La disattenzione dei genitori che fanno uso di droghe può avere conseguenze gravissime per i figli. Per questo motivo vengono avviati procedimenti di tutela per prevenire il ripetersi di tali episodi. Nei casi più gravi si procede al trasferimento della madre e del bambino in comunità al fine di allontanarli dall'ambiente familiare problematico. Nonostante queste misure, l'emergenza però persiste.
Nei giorni scorsi un bambino di soli 3 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto chetamina, una droga sintetica sempre più diffusa fra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da chetamina su un bambino così piccolo registrato in città. Anche in quel caso la Procura per i minorenni di Palermo ha avviato un'indagine per far luce sull'accaduto. I genitori che hanno portato il figlio in ospedale in condizioni preoccupanti hanno dichiarato di non sapere come il piccolo sia entrato in contatto con la droga. Gli inquirenti stanno attualmente cercando di ricostruire i movimenti della famiglia e di individuare eventuali responsabilità. Sono iniziati i lavori di restauro della chiesa di Sant'Agostino di Licata. Il servizio. Abbiamo iniziato liberando la chiesa già dal 30 di settembre, quindi dal 30 la chiesa è rimasta chiusa per alcuni giorni, sabato 5 riprendono le funzioni in oratorio dove abbiamo trasferito la Madonna e dove creeremo l'aula liturgica per le celebrazioni parrocchiali e poi inizieranno questi lavori che sono duplici, ecco, inizieranno i lavori all'interno del santuario, il lavoro di restauro finanziato dalla Regione Siciliana, mentre a breve partiranno anche lavori di consolidamento del tetto, lavori esterni finanziati dall'8 per 1000 dalla Conferenza Episcopale Italiana. Quindi tutto questo servirà a rendere la Chiesa ancora più sicura, ancora più bella e ancora più fruibile per i tanti devoti. L'ordine dei lavori creerà qualche disagio per alcuni mesi, quindi diciamo che non vogliamo fare previsioni azzardate, però ecco, per la prossima addolorata, per il prossimo mese di marzo, contiamo di essere già efficienti, dotando la Chiesa anche dell'impianto elettrico adeguato, di tutti quei servizi che sono anche necessari per far stare in sicurezza la gente che qui viene. Quindi facciamo che ci diamo già come appuntamento la prossima addolorata, sperando che i lavori finiscano anche prima. Quindi però ecco, sono necessari e invitiamo la gente ad essere solidale in questo tempo, a pregare, a invocare l'aiuto della Madonna, perché chi viene a lavorare qui possa lavorare in sicurezza, non si faccia male. Io ho chiesto di pregare proprio per questo e che tutto riesca secondo il progetto che ci siamo dati, ecco, secondo quello che serve per ripristinare questo luogo tanto caro ai licatesi. Iniziativa nell'aula magna dell'Università di Messina. Vediamo di che si tratta. Ritengo fondamentale tutto ciò e sono grata all'Oreal per aver voluto trasformare in itinerante la presentazione di questo straordinario strumento che avvicina le donne alla scienza, che è appunto il premio L'Oreal, che in tutto il mondo dal 1998 promuove la ricerca al femminile, tema quindi antesignano tutto sommato, perché oggi è di grande attualità, abbiamo sempre maggiore necessità di avvicinare le giovani donne alla ricerca scientifica. Questo è un premio che in qualche maniera si caratterizza per 3 parole chiave, io dico, che sono la scienza, la ricerca scientifica, i giovani, le donne e in questo caso il Sud. È un premio importante che dà 20.000 euro a 6 giovani ricercatrici ogni anno e siccome ci siamo accorti che le domande provenienti dall'Università del Sud non sono rappresentative abbastanza numericamente della popolazione dell'università, abbiamo pensato di promuovere questo premio, di farlo conoscere maggiormente anche nelle università del Sud. La novità principale è stata che all'inizio questo premio, che fra l'altro si dà non soltanto in Italia ma in molti altri paesi del mondo, prima era una borsa di studio, quindi era incompatibile con altre borse di studio o posizioni a tempo determinato. Adesso è diventato un premio e quindi diciamo, la platea delle persone che possono partecipare si è allargata ulteriormente. Di fatto all'interno della giuria di cui sono membro, a fronte di un'analisi delle provenienze geografiche delle vincitrici ma anche delle semplici candidate, abbiamo riscontrato che il Sud è sottorappresentato. Questo è il motivo per cui come giuria e come L'Oreal ci siamo interrogati, ci siamo detti parliamone. E proprio per questa ragione abbiamo dunque riscontrato, oltre a un gap di genere, anche un gap territoriale. Quel gap territoriale che vede il Sud, anche nelle parole di Benedetto Croce, come un paradiso abitato da diavoli. Il tema è di grande rilevanza e quindi abbiamo deciso di intervenire a Messina per la prima volta, proprio per poter far conoscere
il programma For Women in Science e incentivare le nostre giovani ricercatrici a candidarsi. Domani, giorno in cui uscirà nelle sale il film su Matteo Messina Denaro, al cinema di Castelvetrano di Salvatore Vaccarino, al posto del film Iddu verrà proiettato un documentario sui giudici Falcone e Borsellino, prodotto dall'emittente televisiva Tele One, il servizio. Giovedì 10 ottobre alle ore 19 l'unico cinema di Castelvetrano, oltretutto che lei dirige, non proietterà il film Iddu su Matteo Messina Denaro, ma il docufilm Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria. Perché questa scelta e cosa risponde alle tante polemiche che ne sono seguite? Allora, la mia scelta netta e decisa di non proiettare il film su Matteo Messina Denaro è dovuta a due motivi. Uno personale, perché all'interno del film la figura di mio padre è rappresentata completamente distorta rispetto alla realtà. Ed è quindi lesiva, assolutamente lesiva della sua memoria. Ma lei ne ha parlato con la regia di questo aspetto? No, io non ho mai incontrato, non mi hanno mai contattato, non ho mai parlato con i registi, con gli sceneggiatori. Già dall'inizio avevano parlato che comunque la trama partiva da uno spunto reale, e però poi successivamente, poi nello sviluppo del film comunque era tutta una storia praticamente basata ripeto, su un fatto reale, ma poi completamente di fantasia. Aggiungendo tra l'altro che i personaggi in generale, hanno detto all'inizio, erano di fantasia. Hanno aggiunto che la famiglia Vaccarino col film non c'entra nulla, che il personaggio di Catello è un personaggio inventato, un personaggio di fantasia. Ma dico io, chi è che non conosce i fatti? Come fa a distinguere quali sono le cose vere e quali sono le cose finte? Ci potrebbe essere anche la possibilità, insomma anche il pericolo che tramite il film si esalti la figura del boss quasi a farlo diventare idolo. Esattamente, sì, questa è una cosa che ho sempre pensato. Quando vengono fatti dei film di questo tipo, il rischio è grosso, quello di mitizzare i criminali, che purtroppo, soprattutto per le giovani generazioni, c'è il rischio forte che vengano presi quasi a esempio. E sua intenzione è appunto organizzare la proiezione di questo docufilm su Falcone e Borsellino, dopo tutto quello che lei ci ha appena spiegato, per le scuole come materiale didattico? Sì, ovviamente sì. Intanto io terrò un evento che sarà giovedì 10, cioè dopodomani, alle ore 19 presso il Cinema Marconi, ed è un evento a cui invito tutti, sindaco e amministrazione comunale tutta, presidi, professori, associazioni culturali, sportive, tutte le associazioni impegnate nel territorio, liberi cittadini. Perché ritengo che la vera antimafia culturale deve essere fatta basandosi su l'esaltazione dei veri eroi. L'ho detto e lo ripeterò sempre. Aggiungo che questo film, perché ho scelto questo film? Per il suo alto valore storico documentale. Ricordata a Licata Rosa Balistreri con uno spettacolo delle cantanti Ibla e Deborah Troia. Questa formula ho notato che ha funzionato benissimo col pubblico perché ha unito tante persone, le persone che già la conoscevano piuttosto che le persone che non la conoscevano e le persone che ricordavano i propri, per esempio, nonni che raccontavano delle ninne nanne che il papà magari gli cantava o la mamma. Il messaggio di Rosa è attualissimo assolutamente perché è un messaggio d'amore, è un messaggio di speranza, di gioia e di grande passionalità, nel senso di dare alle donne il coraggio che ciascuna di noi, di cui ciascuna di noi ha bisogno per andare avanti nei momenti difficili. Linea adesso alla regia per gli spot, torniamo tra poco.
Domenica 13 ottobre dalle 8 alle 11.30 nei locali dell'Ades in via Marconi a Porto Empedocle ci sarà una raccolta di sangue. Come di consueto, l'associazione Ades farà pervenire a tutti i donatori il risultato degli esami di sangue. Siamo allo sport calcio. L'Acragas, Carmelo Lentini ci parla delle dimissioni di Pino Rigoli. Clamoroso in casa Acragas dopo appena 2 partite, una vittoria ed una sconfitta, il tecnico Pino Rigoli ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'Acragas per divergenze tecniche con la squadra. Tutto è scaturito dopo un confronto con la squadra alla ripresa degli allenamenti dello scorso martedì. La società ha preso atto della situazione e ha accettato le dimissioni del tecnico peloritano. In una nota si legge: da parte di tutta la società va un sentito ringraziamento a Pino Rigoli per il lavoro svolto in queste 2 settimane. Tutta l'Acragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionali. Adesso si pensa ad un nuovo sostituto. Ed è arrivata la conferma che alla guida dell'Acragas ritorna Lillo Bonfatto, già al lavoro per la partita di domenica. Un servizio sui campionati di prima e seconda categoria. Ancora Carmelo Lentini. Nel girone B di prima categoria l'Empedoclina conquista il suo primo risultato positivo. Si tratta di uno scialbo 0-0 che consente alla compagine marinara di mettere il suo primo tassello in classifica generale, pur se in ultima posizione in compagnia di altre squadre. Per la cronaca si è giocata allo stadio comunale di Ravanusa a causa dell'inagibilità dello stadio comunale Vincenzo Cullura di Porto Empedocle. Inoltre la partita si è disputata a porte chiuse. Nel girone A, dopo il pareggio casalingo con il Cinisi, la settimana scorsa 1-1, domenica la squadra del Ribera ha perso la prima partita esterna giocata sul terreno di gioco del Campo Reale. La sconfitta è maturata nel primo tempo con il più classico dei ponteggi, un 2-0 che gli atleti del tecnico Francesco Talluto non sono riusciti più a ribaltare. Bella impresa, parliamo ora invece di seconda categoria, bella impresa esterna per l'Alessandria della Rocca che si impone sul Calatafimi Don Bosco con il risultato di 2-4. Le reti, tutte di ottima fattura, portano la firma di Caldara, Doppietta, Schifano e Pirrone. Nel derby tutto agrigentino, invece, il Cianciano di Salemi supera i cugini del River Platani con il più classico dei risultati 2-0 con reti di Noto e Greco Ferlisi. In classifica generale il Cianciano è capolista a punteggio pieno, 6 punti, inseguito a 2 dall'Alessandria della Rocca e il River Platani a quota 3. Il prossimo turno vedrà tutte e 3 le agrigentine giocare in casa. L'Alessandria della Rocca ospiterà il Don Bosco 1970, il Cianciano al Calatafimi, mentre il River Platani se la vedrà con il Prizzi. Ed ora i gol della quinta giornata di campionato di Serie D. Quinta giornata in Serie D Goal Collection che inizia dalla capolista la Scafatese che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un'ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Alba d'Oro. Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con le reti di Domenico Maggio e Andrea Di Grazia. Terza affermazione consecutiva per la Vibonese, Corsara in casa del Castrum Favara per 2-1, decisiva la doppietta di Cardinale, intervallata dalla rete del momentaneo 1-1 di Palermo. Dura solo 45 minuti la partita di Regina e Acireale, interrotta per un malore occorso al direttore di gara sul parziale di 1-0 in favore dei Granata in gol con Carol Di Mauro. Ben 3 i derby siciliani, fattore campo rispettato su tutti i campi. L'Igea Virtus regola l'Acragas di misura a decidere la sfida del Dal Contres Barone, la rete di Sebbia Peri. 3-0 del Ragusa sull'Icata, mattatore assoluto Domenico Danti, autore di una doppietta, a chiudere i conti ci pensa Johnson. Ancora più rotonda la vittoria del Città di Sant'Agata contro l'Enna, 4 le reti messe a segno dall'11 di Ezio Raciti che vanno in rete con Capomaggio, 2 volte con Catalano e con Manfrellotti.
prima storica affermazione per la Nissa che sbanca all'Ocri per 2-0 con le reti di Maltese e Rotulo. Pareggio al Fulmicotone tra San Cataldese e Sabbiase, calabresi 2 volte avanti con Umbaca e Muñoz, Verde Amaranto che hanno il merito di non mollare mai, ci pensa Catania nel primo tempo e al 94esimo a evitare il capitombolo interno. Serie D e Goal Collection che dà appuntamento a lunedì prossimo per la 6ª giornata. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.